Novità nel piano di salute pubblica della Regione Veneto per quanto concerne la gestione dell'emergenza da Covid-19. Dalla mezzanotte tamponi rapidi per ottenere il Green Pass per motivi personali saranno a pagamento anche in Veneto, seguendo le direttive nazionali dell'accordo raggiunto tra il commissario Figliuolo e le farmacie di offrire tamponi rapidi ad un prezzo calmierato di 8 euro per i ragazzi dai 12 ai 19 anni e di 15 euro per gli adulti. Restano ovviamente gratuiti i tamponi per uso clinico e per le categorie obbligate agli screening periodici. La Giunta regionale ha elaborato questo nuovo piano di salute pubblica, dato che il tampone libero non può essere sostenibile logisticamente ed economicamente ad oltranza. Voglio ricordare che questo non è un provvedimento contro qualcuno, questo lo dovete per favore, come si può dire, trasferire come messaggio. Non è un provvedimento contro qualcuno, ma voglio ricordare che fin dal primo giorno, se andate a vedervi la mia presentazione, dissi guardate che questo è un provvedimento temporaneo che a noi serve come screening per valutare la circolazione del virus. Stava arrivando la nuova variante Delta, eravamo tutti preoccupati, c'è chi diceva che c'erano 500 morti al giorno, non ci sono stati in Italia, per fortuna, c'è chi diceva che avremmo collassato tutti gli ospedali, ad oggi per fortuna non è così, siamo all'1-2% di occupazione, però non è un provvedimento contro chi non si vuole vaccinare o contro chi ha fatto delle scelte di vita. È un dato di fatto, cioè noi non possiamo fare altro, nel senso che se decidiamo che gli ospedali devono rimanere aperti, i centri di vaccinazione devono continuare a lavorare, non possiamo pensare di fare 50.000 tamponi al giorno, punto. Questo è poco ma sicuro. E ricordo infine, ma lo ripeto, che chi avesse deciso di vaccinarsi trova comunque in questo momento la disponibilità di fare il vaccino subito, in questo momento, oggi. Questo perché? Perché l'accordo nazionale con l'Europa che ha fatto il generale Figliuolo oggi ci permette di avere più vaccini, molti più vaccini in più, perché siamo passati sembra da 180.000 a 260.000, ho detto più o meno il dato, di fornitura Pfizer, tanto per citarne uno. Quindi diciamo, stiamo andando verso una fase nella quale la disponibilità di vaccino c'è e affronteremo, io spero, anche meglio l'inverno. Vi dico anche che stiamo preparando un nuovo progetto di sanità pubblica per le scuole, con le scuole sentinella, ma ve lo presenteremo perché vuole essere anche innovativo e proprio per monitorare lo stato di circolazione del virus. Però se uno dovesse dire una roba, oggi se gli ospedali hanno un coefficiente di occupazione del 2%, lo si deve, piaccia o non piaccia, ai cittadini che si sono vaccinati. Quanto ai vaccini, grazie ad un incremento delle forniture è possibile prenotarsi ed avere accesso alla profilassi in tempo reale. L'epidemia continua ad avere comunque un scarso impatto per quanto riguarda l'ospedalizzazione.